E il Monte San Biagio ad accedere alla semifinale di Coppa Italia di promozione. La compagine di Rizzo Batti ai calci di rigore il Vivace Grottaferrata per 4-5 dopo il 2-2 con cui si erano chiusi i tempi regolamentari. Pronti via e ci vuole un quarto d'ora al match per carburare. Poi il Monte San Biagio passa avanti, palla per Di Marco e diagonale perfetto 0-1 e ospiti che passano in vantaggio. La reazione dei padroni di casa arriva al 21esimo ed è dai piedi di Parroni che allunga la sfera sulla destra, palla che poi a rimorchio arriva a Giacomi, il quale spara alto sopra la traversa. Al 32esimo ancora ospiti velenosi, palla sulla sinistra e cross per Mallozzi che prova la botta, para Fresilli. Al 35esimo da corner Vivace velenosa, conclusione di Costa Lunga sul quale Ristic blocca. Pari che giunge al 37esimo e ancora la destra, la zona preferita dai padroni di casa, sfera che arriva a Tiberi, destro sul palo lontano e 1-1. La parità accende la sfida al 40esimo, Di Marco mette al centro, colpo di testa di Parisella, alto sopra la traversa. Un minuto dopo Vivace con Ferraro che apre ancora sulla destra, stessa azione che ha portato al gol, ma la conclusione di Parroni viene bloccata. Chiusura di frazione con la splendida punizione di Mallozzi, tiro a giro di destro e palla sotto l'incrocio, 1-2 e chapeau. La ripresa si apre con i due cartellini rossi, prima per Monaco che va anzitempo sotto la doccia. Dopo questo intervento a Gionta. La seconda al quarto d'ora ed è per Di Marco con le due squadre che restano 10 contro 10. Monte San Biagio che torna a farsi vedere su azione d'angolo al 20esimo, Di Lieto sfiora il gol. Mentre poco dopo azione da destra verso sinistra, Gionta invita Mallozzi al tiro, il numero 10 però calcia sull'esterno. La mossa giusta la fa Gioacchini, dentro da Parelli che su assist di Luciani non sbaglia, palla al numero 20 che di destro trova l'angolino alto, 2-2, è tutto in parità. Nel finale un'occasione a testa, la prima è per il Monte San Biagio con Gionta che prova il tiro a giro di destro, Fresilli letteralmente vola e devia il pallone, gran parata da parte del portiere del Vivace Grottaferrata. La seconda è invece al 45esimo, poco prima del recupero, ed è ancora Luciani ad invitare al tiro Tiberi, palla però per Ristic che blocca. Si va allora, dopo il triplice fischio finale da parte del direttore di gara, ai calci di rigore. Dai penalty, il primo a tirare è Tiberi, il quale non sbaglia. Altobelli subito dopo altrettanto ed è 1-1. Tocca a Ferraro che manda fuori con il destro. Mentre Parisella trova Fresilli sulla sua strada. La parità viene stravolta dal rigore parato da Ristic a Pietrantoni, con Mallozzi che non sbaglia il suo penalty. Il Vivace non molla e con Martena pareggia i conti, coadiuvato ancora da Fresilli che con la mano di richiamo neutralizza la conclusione di Gionta. Si va al quinto e ultimo rigore, dove Ingannamorte trova il palo. E Fresilli, la semifinale.